Niente vaccino, niente asilo. Treviso ha deciso per la linea dura, seguendo quanto già fatto dalle regioni Emilia-Romagna o Lombardia e dalla delibera di Trieste. Ha deciso di supplire ad una mancanza della regione Veneto. A me è un po' dispiaciuto che la Regione abbia abdicato a questo suo compito, non abbia sostanzialmente preso una decisione. Per iscriversi all'asilo dal prossimo anno servirà il certificato di vaccinazione per difterite, poliomelite, tetano ed epatite B. Il testo all'esame avrà il primo passaggio venerdì in commissione consigliare sociale. Treviso ha deciso così di superare l'impianto della legge regionale che ha tolto l'obbligatorietà sin dal 2007, rinnovata disponendo solo un coinvolgimento del sindaco qualora si scenda sotto la quota del 90% dei bambini vaccinati nel territorio. La legge regionale sarebbe dunque insufficiente per garantire la giusta protezione a tutta la popolazione e quindi l'intero Consiglio Comunale all'unanimità preferisce dare l'accelerata. I comuni si trovano a fare i supplenti di altri e utilizzando la competenza che il sindaco ha e che il comune ha in tema di sanità abbiamo ritenuto che fosse fondamentale agire sulla dimensione comunitaria della salute. Per Treviso la quota fissata dalla Regione Veneto non è né tecnica né scientifica, meglio attenersi al documento del 2016, in cui l'Ordine dei Medici parlano di quota vaccinale al 95% per avere il cosiddetto effetto gregge. La maggior parte della popolazione fornisce cioè tutela a chi non ha sviluppato l'immunità, a chi non può essere vaccinato per altri motivi di salute. In Veneto è vaccinato il 91,5% della popolazione, ma in alcune zone della destra Piave, in provincia di Treviso, si è scesi sotto il 90%. Nella Castellana il dato è ancora più allarmante. In certe aree, tipo l'area della Castellana, l'area di Montebelluna, abbiamo avuto un decremento importante sotto l'80% e quindi scattano i meccanismi di rischi.